Come creeremo nei futuri cittadini il necessario senso di identità e di appartenenza, di cittadinanza attiva, di coesione sociale, elementi fondanti per costruire una società che anche nei nostri paesi sarà sempre più pluralista, multietnica e diversificata al suo interno, e che non vogliamo sia di conflitti, ma che riesca a convivere pur nelle differenze, nella pace sociale e nel progresso reciproco. Tutto ciò richiede maggiore impegno che in passato e non poca fatica a genitori ed educatori. Ma siamo in un tempo di profondi cambiamenti e non possiamo fingere che essi non ci siano o che non ci riguardino. Inoltre la nostra scuola va difesa nel caso specifico anche perché non sta insegnando gli elementi del gender né su intervento del Ministero, né della legge, né di docenti o genitori. Ancora, ai genitori andava e va detto che se vanno a firmare il referendum nel loro municipio, lo fanno per abrogare la legge sulla buona scuola e non per abrogare la teoria del gender. Una siffatta chiamata a firmare risponde quindi a un obiettivo politico legittimo ma per un altro scopo. Deve venire detto a loro che all'inizio dell'anno scolastico possono tranquillamente sottoscrivere a scuola il patto educativo di corresponsabilità, il quale concerne aspetti organizzativi e normativi, diritti e doveri che si assumono la scuola e le famiglie. Dovremo poi invitare i genitori ad approvare il POF, adesso triennale, facendosi dire con precisione e chiarezza da direzione e da docenti che cosa esso contiene, anche nelle attività extracurricolari, e questo va da essi verificato nel corso dell'anno. Ma ciò doveva farsi anche prima e deve riguardare tutti gli aspetti dell'azione dei docenti, non soltanto quello dell'eventuale educazione affettiva, affinché ci sia piena convergenza tra azione dei genitori e azione dei docenti. Quante volte come docenti abbiamo lamentato l'assenza di genitori, scusate, ma l'inattuabilità di un dialogo costruttivo e continuativo con molti di loro, l'impossibilità pertanto di creare quella indispensabile convergenza educativa che è fondamentale verso i medesimi obiettivi che formano il ragazzo e il cittadino di domani. Per cui papà e mamme dico andate spesso a scuola, partecipate ai consigli di classe, informatevi su discussioni e decisioni del consiglio di istituto, prendete parte agli incontri periodici con i docenti, rendetevi disponibili a far parte degli organismi collegiali. Ciò richiede tempo, fatica, responsabilità, certo, ma non si può rinunciare al proprio ruolo se ci teniamo a una certa educazione dei figli. Hanno scritto i vescovi del Triveneto in una recente nota: la libertà di educazione spetta di diritto al padre e alla madre, aiutati da soggetti e istituzioni chiamati ad aiutarli, ma lo dice anche la Costituzione e non solo. Risulta che nelle nostre scuole locali, risulta a me almeno e a qualche altro, che attualmente si prediligano corsi di educazione all'affettività, intesa come educazione ai sentimenti e alle emozioni, più che educazione sessuale. Tanto per esemplificare, le nostre scuole educano alla piena parità di genere tra maschio e femmina, alle possibilità di ruolo lavorativo e sociale indifferenziato per l'uno e per l'altra, al rispetto assoluto per la donna esattamente come si rispetta il maschio e come questo si fa rispettare. Quanto importante è ciò nella crescente nostra obbligata convivenza, ad esempio con gli islamici,
Alla conferenza di Parigi del mondo islamico sulla donna nella scorsa settimana i relatori erano tutti maschi. Al salone della donna musulmana c'erano 8 maschi. L'unica donna è stata chiamata quando si è parlato di gastronomia e i relatori maschi hanno inneggiato e giustificato sul piano teologico la piena sottomissione e dipendenza della donna dall'uomo. La nostra scuola educa al rispetto delle differenze, alla parità di diritti e di doveri, non all'inesistenza delle differenze. Non occorre ricorrere a Freud per sottolineare quanto conti la sessualità anche nella vita collettiva e quanto ci sarebbe bisogno di una vera educazione sessuale in un mondo in cui tutta la nuvola mediatica è orientata a presentare il sesso come merce, come piacere senza responsabilità, come fisicità senza affettività, la donna come oggetto sessuale. E tanta violenza nasce da questa visione distorta che viene assorbita fin da bambini, ben prima che nascere dai libretti gender o altre cose. Ai legislatori, e sto finendo, e qui ne abbiamo 2, i quali non devono educare, ma devono sapere in coscienza quali ricadute dirette e indirette produrranno le norme che approvano, è da dire che queste devono essere facilmente interpretabili e non prestarsi ad equivoci. Inoltre si adoperino affinché i referenti ministeriali dell'impostazione educativo-scolastica nelle linee guida o dell'antidiscriminazione razziale siano a più voci e rappresentative prima di tutto del sentire comune prevalente e non monopolio delle lobby capaci di azione più rumorosa. Infine, permettete, nel fare informazione su tutta questa questione, per me è inquietante sentir dire in modo esplicito da chi relaziona che sono da demolire il concetto e la prassi della democrazia, che sarebbe espressione di relativismo e agnosticismo, e così il concetto e le applicazioni del confronto e del pluralismo, i quali sarebbero suicidi perché i cosiddetti nemici sono più forti di noi e dunque è controproducente rapportarsi con loro. Mi chiedo, ci si rende conto che così dicendo si creano danni gravi? Perché si gettano segni di contrapposizione e di discordia, si incita allo scontro sociale, si invoca di fatto un ruolo unico culturale e pedagogico di indirizzo e di governo a cui tutti siamo sottoposti. Non si rischia di cadere in un totalitarismo opposto a quello denunciato? In conclusione, alla fine di questo discorso ritorna la questione antropologica di fondo iniziale. Quale idea di uomo vogliamo formarci e trasmettere? Consapevoli anche del senso del limite, parola che non usiamo più, del senso del limite che a un certo punto si frappone alla nostra ricerca a volte pretenziosa di voler forzare e superare la natura umana, è da confermare, mi pare, la convinzione dell'idea di essere umano che non ha come riferimento unico se stesso, sciolto da ogni riferimento e vincolo, ma di un essere in relazione. La persona, in quanto strutturalmente relazionale, non si rispecchia nella indifferenza, ma nella differenza, ossia nel simultaneo riconoscersi diversi e uguali, uguali nella dignità e diversi nella identità. Persona, essere identitario, perciò differente, complementare, da considerare nella sua specifica natura,
affermandone i diritti e i doveri, migliorando il suo stato di vita ovunque sia lecito e possibile, ma anche pieni di rispetto per il bambino che educhiamo e consapevoli delle nostre responsabilità per garantirgli i diritti che gli spettano per la sua crescita armoniosa ed equilibrata. Grazie professor Scantamburlo. Adesso do la parola per chiusura di questa prima parte, prima delle domande che poi abbiamo detto lasceremo al pubblico, chi appunto si è iscritto a fare domande. Lascio appunto la parola alla senatrice Laura Puppato, che è anche presidente dell'associazione Un'altra idea di mondo, che ha organizzato questa serata insieme all'associazione Porte Aperte. Senatrice Puppato, prego. Innanzitutto lasciatemi dare un grazie particolare alle persone che hanno voluto essere tra noi venendo da lontano stasera, in particolare alla mia collega vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, e al teologo che abbiamo ascoltato con incredibile attenzione e lo abbiamo conosciuto davvero stasera fisicamente per la prima volta, il dottor Albini, oltre al nostro Dino Scantamburlo, che ringrazio per la sua presenza e per la sua acuta analisi, e la dottoressa Fiorani, che ha accettato di coordinare questa serata. Io devo davvero ringraziare Un'altra idea di mondo, che è l'associazione che ha voluto che questo confronto, questo mettere sul tavolo la tematica di una sfida che la nostra società è chiamata oggi ad identificare risposte per riuscire effettivamente a portare avanti con intelligenza, con amore, con rispetto, con senso delle responsabilità la crescita dei nostri figli, dei nostri nipoti. In buona sostanza siamo chiamati a rispondere davvero a un evento, come dire, storico-epocale. Lo citava adesso Dino dicendo: noi in fondo siamo chiamati, no, costantemente a confrontarci, cosa che certamente non avveniva in questi termini, con realtà molto diverse, anche molto lontane, che oggi arrivano a noi, e con realtà che sono state chiuse, obbligate in qualche modo a ridimensionarsi fino a nascondersi, fino a essere perseguitati, ma che oggi vogliono esistere alla luce del sole, e noi dobbiamo farli esistere alla luce del sole, che sono le persone omosessuali. Questo tema così difficile, ma anche per la nostra generazione lo è, a maggior ragione, così delicato, così importante, scuote tutti noi, ed è, io credo, abbastanza normale purtroppo che quando siamo chiamati a scegliere un nuovo percorso per costruire una società, questi scossoni, questa necessità di comprendere fino in fondo, approfonditamente, non superficialmente, possano scatenare paure, possano mettere in campo fobie, possono addirittura, lo dicevi bene, lo diceva Valeria prima, lo diceva anche il dottor Albini, e lo ha spiegato in modo straordinario dal punto di vista teologico, antropologico, sociale, sociologico, possono scatenare addirittura, come dire, discriminazioni ancora maggiori, una necessità di limitare lo spazio, di precludere. Leggevo oggi, venendo in qua in treno, tanto siamo rimasti, come diceva Valeria, un'ora in più del dovuto, no? E ce ne scusiamo ancora, ma non è una scelta. Siamo partiti appena il Senato ce l'ha concesso e vabbè, è capitato così e ci scuserete, insomma. Però effettivamente, se ci pensate, è facile di fronte alla diversità frapporre barriere, è più facile negare. È molto difficile accogliere, è molto difficile comprendere le ragioni di un altro.
Ed è per questo che noi stasera abbiamo voluto, con Porte Aperte, con le altre due realtà associative, in particolare voglio ringraziare gli amici di Porte Aperte di Castelfranco stasera, abbiamo voluto fare una cosa così, non una cosa che dia un indirizzo politico. Ciascuno di noi ha il suo indirizzo politico.